Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus. Questa mattina partiamo regolarmente dal Mattino di Padova. Vedete che nella mega foto notizia, la mega fotonotizia, 40.000 fan allo Stadio Uganeo per vivere la notte con Marco Mengoni, e c'è veramente da vedere molto. Le mamme arcobaleno attaccano la procura, l'impugnazione a Padova delle 33 registrazioni in comune diventa un caso di portata nazionale. Venerdì manifestazione davanti al tribunale, il vuoto legislativo agita la politica. Kim in coma, il pugile, io aggredito, mi sono difeso, la faccenda di 2 giorni fa che ancora rimane sui giornali. E abbiamo anche qualche altra notizia, per esempio la sanità privata, è morto a 77 anni Pavanello che fondò l'Impero. E poi notizie di sport, basket, 3 17enni vincono il torneo davanti a Banchero. E Serie B, Lecco chiede di giocare a Padova le partite in casa. Andiamo a vedere anche sul Gazzettino. Vedete che anche qui impera la notizia: mamme gay, caos e polemica. A Padova un procuratore chiede di annullare gli atti, un altro accoglie il ricorso di una coppia. Schlein, la destra la smetta di accanirsi. Conte a Treviso dice sbagliato illudere le coppie. E nella fotonotizia vediamo la storia di Elisa e Sara, perché lo Stato vuol togliere un genitore ai nostri 3 figli, e a domande che si fanno molte coppie che hanno ottenuto questo tipo di genitorialità. Lega, Marcato si sfila, ucciso un sogno, ma guai a chi tocca i miei. L'assessore si ritira dalla corsa alla segreteria. Io estraneo a certe dinamiche. Ultimamente l'abbiamo intervistato anche noi, era di molto incazzato, Marcato un po' con tutti. Rischio a faida dopo la lite stradale e il pestaggio. È successo di tutto e sembra che non sia nemmeno finito. Soltanto poche ore di ossigeno, l'incubo del sottomarino disperso, se ne è parlato in questi giorni moltissimo. Andiamo a vedere sul Corriere del Veneto. Madri arcobaleno in piazza, il primo caso Belluno, l'avvocato Paniz, finora sconfitti, vinceremo in Europa. E sotto nella fotonotizia, l'ultima lite uccide il compagno accoltellandolo alla schiena. Questo è successo a San Bonifacio, lo riporta il Corriere del Veneto, anche se l'edizione di Venezia Estra però lo ricorda, perché il Corriere del Veneto mette anche la prima pagina. Lo strappo di Marcato, vedete, si ritira dal Consiglio. Terremoto nella Liga, sarebbe Marcato da andare a sentire anche negli approfondimenti di Focus di oggi. San Marco oltre 3 milioni per i mosaici. Per andare a dare anche un'occhiata alla pagina di Notizie Plus per quanto riguarda Padova, vediamo che auto sospetta fermata e controllata, un denunciato ed un segnalato alla prefettura, prende il via la quinta edizione di Giro Vagarte. Poi ci sono anche tante altre notizie che trovate sempre nella pagina di Padova e nella sezione che riguarda TG Plus Notizie, nella nostra pagina che viene aggiornata via via.